questo posto forse stavano i miei sogni. Ogni insenatura, ogni posto di quella costa è una specie di accapo del racconto del mito. Di quello che c'era qua sotto si sapeva da più di 100 anni. Il giorno c'è un culo così per tentare di mantenere la zona pulita, e poi di notte c'è la devastazione totale, cioè qua di notte scendevi, potevi fare quello che cazzo volevi. È diventato un centro operativo dove si fa ricerca e divulgazione, ma questo non si sa. Ormai a Napoli ci sono solo i rifiuti, non esiste più nulla. Diciamocelo pure, niente educa come la bellezza.